Grazie Presidente. Anche oggi assistiamo a uno spettacolo desolante che è l'assenza della Giunta. Di fronte nonché del Presidente Cappellacci, che oggi non dovrebbe essere da altre parti, sarebbe dovuto essere qui perché il problema della Keller non possiamo assolutamente trattarlo come un problema formale, poi domani è un altro giorno, per cui non se ne può più di questo spettacolino teatrale, direi di porre anche fine. Il problema della Keller si pone anche oggi come l'ennesima condanna al popolo sardo. Non è possibile andare avanti ancora in questi termini, tenendo conto che non è un'azienda di per sé in crisi, è una grande eccellenza che tutti ci riconoscono a livello internazionale, però c'è il maledetto colpo di grazia. Per cui il processo che c'è in atto contro la Sardegna, contro i sardi, è un processo veramente che io definisco da genocidio, perché non può essere espresso diversamente. Per cui io vorrei sapere, molti di noi vorrebbero sapere che cosa sta avvenendo a Roma. Presidente, c'è un po' di brusio. Ragione. Grazie. Colleghi, per favore, se riescono a fare un po' di silenzio. Sarò molto breve e concreta. Vorrei sapere che cosa sta avvenendo a Roma, che cosa il Presidente Cappellacci, su che cosa sta dialogando e come pure sta difendendo i sardi e i nostri interessi là, visto e considerato che sino ad oggi non abbiamo avuto una rappresentanza degna. Questo non è avvenuto, abbiamo collezionato da 2 anni e mezzo a questa parte sconfitte su sconfitte per un popolo. Oggi non possiamo più permettercelo, noi non possiamo far morire la Keller e noi chiediamo un'assunzione di responsabilità, chiediamo al Presidente Cappellacci un atto di coraggio e a tutta la sua Giunta, nel senso che se qui non ci sono risposte positive e concrete, le dimissioni non più dal suo partito, perché poco ci interessa, perché l'abbiamo dichiarato in altre occasioni, è un problema squisitamente personale interno. Vogliamo le dimissioni dal governo dei sardi. Con tutta probabilità il governo italiano è sensibile a questo tasto, quindi incominciamo a percorrere questa via. Grazie.